Ci troviamo a Po di Tramontana, che è uno dei centri di Veneto Agricoltura, e come ogni anno, da diversi anni, presentiamo le prove varietali. Oggi c'è un convegno molto importante, un convegno tecnico, dove si parla della sperimentazione, ma soprattutto anche un occhio alla sostenibilità. Nella totalità degli input energetici che io devo dare a una pianta come questa per poter venire fuori così bella, ci sono molti aspetti. Questo campo prova è quello che dà maggiore importanza agli aspetti relativi agli input energetici. O mi spiego meglio, bisogna dare come input un peso maggiore all'impiego di sostanze chimiche, all'impiego di sostanze che danno impronta carbonica. Bisogna, sotto questo punto di vista, ridurre sicuramente questo tipo di input energetici. Le novità sono diverse quest'anno, al di là della colorazione rossa sempre più intensa, sempre più accattivante, ci sono nuove varietà con le bracte più smussate, se vogliamo più rotondeggianti, anche lì che danno un senso di una pianta innovativa, e poi sempre le colorazioni più accese che vanno dal rosa al lillà, alla scricciatura e sfumature, sempre per diversificare, segmentare il mercato e quindi invogliare il consumatore ad acquistare la stella di Natale. E grazie a loro, diciamo, riusciamo a capire che effettivamente l'attenzione è alta e quindi è giusto continuare in questo senso, dare numeri se vogliamo, varietà, ma soprattutto ormai tecnica di coltivazione legata all'ambiente.